Padova, laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera. È qui che vengono analizzati i campioni di materiale provenienti da tutto il Veneto per identificare i virus che possono provocare malattie come quello dello West Nile. Non si trasmette West Nile da uomo a uomo e nell'80% dei casi è una manifestazione subclinica, cioè il virus non dà manifestazione al soggetto che ne è affetto, nel 20% una reazione febbrile, dall'1 allo 0,5% ci può essere una complicanza di tipo meningoencefalitica, quindi sono virus che possono causare l'encefalite, soprattutto in soggetti debilitati con patologia sottostante. Solo in Veneto intanto sono stati già registrati quest'estate oltre 100 casi. Il principale responsabile della diffusione del West Nile è la zanzara comune. La zanzara vive 20-30 giorni, si replica. Per replicare, per riprodursi, ha bisogno di determinate condizioni di temperatura, umidità, pioggia e quest'anno sono particolarmente favorevoli, quindi c'è stata pioggia prima, poi c'è stato il secco, quindi abbiamo zanzare dappertutto. Nessun allarme dunque, ma fondamentale è la prevenzione. Quello che dobbiamo fare è cercare di prevenire le punture di insetti vestendo con maniche lunghe, indumenti non scuri che attraggono appunto le zanzare, insetticidi, barriere. Soprattutto, ecco, quello che bisognerebbe fare è la disinfestazione e questa è a carico dei comuni e della regione e come sapete i soldi mancano.